L'emozione è grandissima anche perché vincere davanti a un pubblico così, era penso da 20 anni, 30 che non vedevo la piazza di Refrontolo così gremita, piena di gente. È stato un successo grandissimo per tutta l'organizzazione e per tutta la comunità di Refrontolo. Quanto tempo ci impiegate per allenarvi di solito queste competizioni? Com'è che siete organizzati? Ci alleniamo quando abbiamo tempo, allora, una volta alla settimana più o meno, no, due. Dipende. Una, dipende dai tempi. E un commento dagli spingitori? Come volete definire questa giornata per voi? Memorabile. Sì, è stata emozionante perché tanta gente ha dovuto partecipare all'organizzazione. Noi abbiamo corso, è da tanto tempo che ci stiamo dietro, ci siamo resi conto che è dura l'organizzazione e siamo contenti alla fine del risultato. Bellissimo. Emozionante. L'idea nasce da lontano e quindi era un progetto che da un paio d'anni era nella volontà appunto della comunità e della squadra del Palio delle Botti. Ci sono state appunto quattro gruppi che hanno organizzato, Proloco, la squadra del Palio delle Botti, Città del Vino e il Comune di Refrontolo, che hanno coinvolto poi tutti i volontari, e a questi va un ringraziamento per l'organizzazione, per avere realizzato questo atteso primo Palio delle Botti. Un ringraziamento va anche a tutte le persone che sono qui presenti, che sono arrivate a Refrontolo per assistere a questo primo Palio, e il ringraziamento a Città del Vino, che è vicino alle nostre comunità, ai nostri comuni soci, con tante iniziative che sono importanti per i nostri piccoli comuni. Un ringraziamento a tutti perché è stata una bella competizione, una sana competizione sportiva, ma soprattutto secondo valori di amicizia, e questa è la cosa più importante. Un ringraziamento a tutte le squadre, grazie di cuore. Quant'è la soddisfazione che in questo primo palio la squadra di Refrontolo si è aggiudicata la vittoria? Beh, la soddisfazione è grande perché c'erano grandi aspettative, al pari del fatto che sia andato tutto bene, che per la comunità di Refrontolo è una soddisfazione vedere tante persone che hanno partecipato e che tutto sia andato per il meglio, quindi è una soddisfazione sicuramente doppia. Il contributo delle città del vino in queste prime edizioni è stata quella di contribuire nell'organizzazione del Palio. Il Palio è un'attività, è una iniziativa delle città del vino, e queste iniziative servono proprio per consolidare il rapporto tra i comuni, tra gli associati. Il contributo è molto forte nella comunicazione, nell'organizzazione, nel dare i giusti indirizzi per una corretta organizzazione. Va un ringraziamento a tutti i volontari, come diceva il sindaco, per questa buonissima organizzazione, anche visto che è la prima edizione del Palio a Refrontolo.